Allora, boccia, un po' tante cose cancellai uno in quel rovetto adesso. E praticamente la storia di questo bronzo nasce, tra virgolette, un lontano giorno del 94, mentre facevo delle pulizie nel cortile a casa. Mi ritrovai questo bronzo, ma non sapevo neanche cosa fosse, e curiosito, dopo pochissimo tempo, quasi all'indomani, parlai con qualche interessato del museo tramite un amico che lavorava al museo. Mi ha detto di andare, che non c'era nessun problema, perché come quasi tutti c'ho un po' di reticenza, un po' di paura, sapendo come funzionano le cose. Comunque sono andato all'indomani al museo e ho incontrato, ho preso il pezzo con qualche altro pezzettino di ossidiana, qualche altra cosa, quindi non riconoscevo, qualche pietrolina, sempre che avevo trovato messa da parte nel cortile, che poi avevo saputo che era una cosa che aveva mio padre, non so da quanto tempo, data da un signore. Comunque andai al museo accompagnato da mio fratello e da questo amico che lavora tuttora al museo, lavora in un ufficio al museo, per far vedere questo pezzo, per sapere cos'era, che a me mi sembrava un bronzetto, un animale, che io l'avevo subito soprannominato la foca, nella mia inesperienza, mi sembra una foca, e incontrai questi archeologi, tra cui la dottoressa Usai e il dottor Tronchetti, e in presenza sempre di mio fratello, io e quest'altro amico che mi ha dato la possibilità di poter, gli ho fatto vedere il pezzo subito, l'hanno preso in mano, se lo sono passati e subito hanno detto che non era niente di particolare. Gli ho detto: scusi, cos'è? Non è un bronzetto? No, gli ho detto: cos'è? No, un vegetale, la parola un vegetale, niente di... Ma gli ho detto: un vegetale cos'è, scusi, la mia ignoranza? È un vegetale, un ramo, una foglia, un qualcosa di... Ma gli ho detto: ma non è un bronzo, anche se è rotto. Gli ho detto: per me è una figura di un animale, sembra una foca. Sembra una foca. No, è un vegetale. Gli ho detto: ma non ha... cioè, non ha nessun valore, non è... No, non è niente. Gli ho detto: allora lo posso tenere? No, lo tenga, perché no? Gli ho detto: allora facciamo una cosa, se per voi non è una cosa non buona, rilasciatemi un foglio, perché non si sa mai nella vita, vorrei essere sicuro non si sa mai, un controllo, chissà come succede. Sì, torni dopo tot periodo. Da quell'ufficio mi avevano mandato, sempre accompagnato da questo amico che lavora tuttora al museo, a quest'altro ufficio dal fotografo, e il fotografo l'aveva fotografato. Infatti anche il fotografo ha detto: ma cosa che sembra veramente una foca. Ha detto: non ne ho mai visto animali così. E io gli ho detto: no, mi hanno detto che è un vegetale, boh, no, che strano però. E me l'aveva fotografato. E dopo circa una settimana mi avevano richiamato, 15 giorni, adesso non ricordo di preciso, che il foglio era pronto. Praticamente me l'avevano, come si dice, catalogato e rilasciato un foglio, e in questo foglio praticamente avevano allegato la foto, per cui c'era scritto: la ringraziamo per i gesti da lei, ma il bronzetto in suo possesso non è di epoca nuragica, grazie per una punta di freccia, però distinti saluti e stop, firmato dottor Santoni, senza nessun analisi. Me l'avessero potuto trattenere per analizzare, studiarlo un po', esami di composizione, cosa che non hanno fatto, che poi ho fatto io in seguito perché mi sono incuriosito e ho anche speso nel 94, se non erro 180.000 lire, erano soldini. E anche quel dottore di questo laboratorio, non un laboratorio qualsiasi, proprio, cito anche il nome perché poi è l'Alfa Lab a Macchiereddu a livello europeo, già il direttore, il dottor Spiga, è rimasto perplesso per il fatto della composizione. Chi più di lui sapeva darmi una... Lui mi aveva detto: guarda, sinceramente per me, in base alla composizione, è un pezzo autentico, perché un falsario non può mettere tutti questi minimi
percentuali, cose varie così. Ok, ritiro le analisi, e invece di andare io, me l'aveva portato un mio amico che lavorava sempre al museo, me l'aveva portato direttamente a casa il foglio, per cui, come ho detto prima, c'era scritto questo che no, ma quello che mi ha fatto por rabbia a me, poi mi sono intestardito e ho detto, ma come sarebbe? E ho cominciato, nella mia piccola passione, a indagare, leggere, e pian piano cercare di scoprire a chi è che gli aveva regalato o dato a mio padre questo pezzo. E sono arrivato da un signore Decimo Puzzo, e anche il terreno, penso di aver localizzato il punto, il punto esatto no, ma la zona, che sarebbe una zona abbastanza ampia, già come si dice la parola, come si chiama? Salvata. No, segnata archeologicamente, già sanno gli archeologi che in suddetta area ci sono vari stanziamenti di varie cose. Allora questo paese è Decimo Puzzo. Allora, sapendo che è Decimo Puzzo, mi sono ancora di più, ho cercato nella mia piccola passione e ignoranza, naturalmente, cercare di approfondire, cercare di trovare, leggendo il più possibile, certi riscontri, e ho trovato che Decimo Puzzo in Sardegna è un paese particolarissimo a livello di storia e protostoria, tra cui principalmente i vari reperti che hanno trovato, a partire dalla Dea Madre della cultura Bonighino, unica in Sardegna, sia come materiale che in alabastro giallo, che non è proveniente dalla Sardegna, perché non c'è quel materiale, e altri reperti, tra cui il bronzetto, la testina di guerriero, che è il Pelesette, unico, e testina in avorio, micenea, e racchiude tutta un'area. Per cui mi sono detto, ma allora questo cos'è? Approfondendo, dopo tanti anni, sono arrivato forse a capire che si tratta di un ipogrifo, di un'ansa di vasi bronzi, che erano grandi, sempre come dicono i libri. E a Decimo Puzzo mi hanno trovato parecchi, ma non l'ansa così figurata, ma bensì altre anse un po' più piccole, con la testa di bue, ma non proprio così, a meno che faccia parte o di un tripode bronzeo, proto-etrusco, come diceva il Taramelli a Decimo Puzzo, che molti animaletti, tra cui colombe, sono proto-etrusche. Ascolta una cosa, ma questo pezzo a te, quindi è stato preso in mano, è stato restituito immediatamente, non l'hanno neanche tenuto neanche 10 minuti? Niente, subito a me, controllato, 2 minuti passato tra le loro mani e riconsegnato a me che non è un pezzo buono. Allora gli ho detto, se non è buono mi scriva che non è buono, ma loro mi hanno scritto che non è un bronzetto di epoca nuragica. Ma scusa, nell'epoca nuragica, anche se parte dal 1600 al V secolo a.C., ma una è epoca nuragica, poi c'è l'epoca fenicia, c'è l'epoca cartaginese, c'è l'epoca cioè non ci capisco più niente, cioè se non è buono mi avrebbero dovuto scrivere solamente non è buono, allora potrei anche dedurre che è un pezzo romano, che sarebbe di un interesse ugualmente. Comunque ti volevo dire, ma dalle analisi che tu hai fatto, quindi tu hai fatto una comparazione tra le analisi che hai fatto e altre analisi che comunque diciamo altre tipologie di bronzi. Sì, ho tropicchiato così poche perché è più o meno come diciamo così a occhio, come viene, come a occhio ci sono praticamente che, come dicono vari libri, illustri archeologi, quando hanno scoperto questa lega, il bronzo, rame e stagno, automaticamente nello stesso periodo, intorno, adesso non vorrei dire una fesseria, ma intorno al 3000 a.C., la prima lega, rame e stagno che ha fatto il bronzo, automaticamente c'era rame e zinco, il famoso tone, che era in uso da subito, nello stesso periodo del rame, che però nei libri sardi ne parlano pochissimo.
però solo in molti pezzi che hanno trovato, tipo a Sant'Anastasia Sarda e in altri posti, pochi che hanno esaminato, perché bronzi esaminati ce ne sono pochissimi, dunque anche loro non possono lasciare così. No, lasciare così, però in certi libri, specialmente nella sculture nuragiche del dottor Lillio, a pagina 32, ci sono alcuni esempi, tra cui c'è la comparazione di vari bronzetti, che sono tutti diversi come composizione, a chi più, a chi meno, a chi più piombo, e questo a chi che hai più trovato zinco. tu più o meno come risulta? Molto diverso da queste analisi? Poca, in base a un bronzetto poco, ad esempio che ha, adesso non... Più o meno quando dovrebbe risalire questa, diciamo, secondo te? Al periodo? Sì. Sempre tra il IX e l'VIII secolo, forse anche il X. Forse anche il X. E a te cos'è che ti ha dato più fastidio? Proprio il fatto che non l'abbiano neanche considerato? Perché io sono andato di buon cuore, perché sono appassionato di buon cuore, avendo anche un po' di reticenza e di paura, perché pensando, sono andato per dire un giorno lo vedrò esposto, così diranno, no, niente. E lì mi ha dato molto fastidio, non l'ho mai buttato, non l'ho mai venduto, anche avendo, e lo dico sinceramente, avuto la possibilità di venderlo, perché ho parlato anche con persone